Bentornati su Radio News 24, io sono Rebecca Epifani e questo è On Air, interviste e storie. Oggi vi porto in Lombardia, precisamente a Milano, a conoscere Renato Caruso che è qui con noi e che innanzitutto accolgo nello studio. Ciao Renato, benvenuto. Ciao a tutti voi di Radio News 24. Ciao a te, allora io ci tengo subito a presentarti ai nostri amici di Radio News 24, tu sei un musicista, quindi la mia domanda è ovviamente, prima di tutto, quando nasce la tua grande passione per la musica e come scopri questo amore per la musica? La grande passione nasce più che altro perché mio padre già suonava, quindi era un chitarrista amatoriale. Ho respirato molta musica in casa, anche se lui insegnava filosofia, quindi ho respirato un'aria di libri e musica, strumenti e libri. Da qui nasce la mia passione per la musica. Avevamo una piccola scuola di musica, quindi era quasi paradossale non nascere, non dico musicista, ma almeno appassionato di strumento, come anche mio fratello, suona la chitarra. Insomma, sono nato in una casa dove ho respirato molte note, diciamo. Quindi nasce questa passione, questo amore che ti porta a diventare un musicista e ti chiedo se dovessi identificarti in un genere musicale, ce n'è uno in cui ti rappresenti maggiormente oppure no, la musica in senso generale? Dove stiamo andando, cioè nella contaminazione, nell'universalità della musica, non ho un genere che mi rappresenta. Forse sono molto più vicino alle sonorità brasiliane, quindi bossa nova e un po' alla classica, perché un po' mi rappresenta e mi piace. Suonando chitarra classica e nylon, mi piace molto quel mondo, quelle sonorità, sì. Inoltre tu vieni dal mondo scientifico e quindi c'è una forte correlazione in te tra musica e matematica, ma non solo in te, spiegaci un po' qual è questo legame. Il legame è molto forte tra musica e matematica, anche se parecchi pensano il contrario, però il legame è fortissimo, in quanto uno dei primi teorici della musica fu Pitagora, quindi non solo per il teorema, fu uno dei primi scopritori della consonanza, dell'armonia, capì cos'era l'ottava, insomma capì che c'era un nesso tra matematica e musica che sono apparentemente lontani, ma in realtà sono delle frequenze che poi al nostro orecchio vengono percepite in un certo modo. E c'è molta unione tra questi due mondi. Certo, l'ispirazione non è matematica, però il metodo che noi usiamo poi per scrivere, ora potrei raccontare tutta la storia di tutti i matematici che hanno contribuito alla musica, ma anche il fatto che ci stiamo vedendo è dato da matematici e musicisti, e questo è un legame molto forte, anche perché la musica è molta geometria. E quindi arriva anche un album dedicato alla scienza, vero? Sì, arriva un album dedicato a Pitagora, che è appunto il personaggio di cui si parlava, il filosofo matematico, che fece i primi studi, fu il primo teorico musicale, ma dopo di lui c'è stato anche Galileo, che scoprì cose importanti, che Galileo era anche un liutista, sia il padre che il figlio. Il liutista suonava il liuto, no? la vecchia chitarra, ma poi anche tanti fisici come Planck, Einstein, erano dei matematici, e alcuni hanno dato contributi fondamentali alla musica, altri invece erano semplicemente appassionati. Allora, la musica ha la capacità di toccare delle corde che forse altre arti non riescono a fare, di andare nel profondo e di diventare poi un linguaggio universale, senza confini, senza bisogno di parole. Secondo te com'è possibile questo? E ti chiedo anche se c'è un brano che ti rappresenta, che ti fa sentire capito, ecco. Ha detto la parola giusta, ha detto parole corde. In effetti la chitarra è fatta di corde, le corde dell'anima, insomma di solito si fa un po' di poesia, però in effetti la musica va a toccare dei punti dove nessuno può arrivare. Riccardo Muti diceva che la sinfonia, un direttore d'orchestra, un compositore, nessuno saprà mai il vero intento di quella musica, la verità, quello che si nasconde proprio per questo mistero che si chiama musica, e mai si capirà, ed è quella la cosa che tocca l'anima, ma come una poesia, come una grande scultura, cioè dietro c'è sempre un qualcosa che rimane misterioso, ed è quella la vera, non c'è una formula, un algoritmo. Come brano mi rappresenta Antonio Scioro, che è un brano che ho scritto 2 o 3 anni fa, che rappresenta la mia anima un po' mediterranea, perché sono di origini del sud, ma un po' comunque universale, perché tocca diversi mondi. Renato, per chiunque volesse ascoltare i tuoi brani, come può farlo e dove? Dappertutto, su Spotify, YouTube, basta cercare Renato Caruso e ci sono molti brani strumentali.
Quindi vorrei ricordare agli amici di Radio News 24 che hai un canale YouTube innanzitutto, giusto? Ho un canale YouTube, Renato Caruso, dove ci sono molti tutorial di chitarra, ma anche dei trucchi per l'informatica, per la SIAE, insomma, dove spiego un po' di cose. Ha 5 milioni di visualizzazioni, quindi insomma è seguito e metto sempre dei video, sì. Quindi c'è già un grande seguito, però io ricordo ai nostri amici di Radio News 24, chi ancora non l'avesse fatto, di andare a seguirlo, anche perché i tutorial sono un bellissimo espediente per chi volesse iniziare magari in questo periodo, che ha anche del tempo in più a disposizione per avvicinarsi alla musica, avere qualche consiglio da te. Allora vorrei condividere infine anche quelli che sono i tuoi contatti Instagram e Facebook, in modo tale che chiunque voglia chiederti informazioni, rimanere in contatto con te, aggiornato con quelli che sono i tuoi lavori, possa farlo. Perfetto, li dico io? Vai, raccontaceli tu. Vabbè, Instagram è Ren Caruso, semplicemente, e non sono molto Instagram, però qualcosa c'è. Facebook ho una pagina artist, Renato Caruso Official, poi il canale YouTube, e poi c'è il mio sito ufficiale renatocaruso.it, dove c'è tutto quello che faccio, l'attività di ricerca, i concerti, la musica, dove c'è scritto tutto, praticamente il mio curriculum, le mie esperienze, con chi ho lavorato, gli artisti, insomma. Lì è il più aggiornato. Allora io vorrei anche condividere degli hashtag per aiutare chiunque ci stia ascoltando a trovare questa intervista con qualche parola chiave, quindi hashtag matematica e musica innanzitutto, e mi raccomando amici, facciamo attenzione a questo legame importante che c'è tra le due cose, hashtag chitarrista e hashtag Ren Caruso, naturalmente, perché è l'artista di cui stiamo parlando oggi, quindi io vi invito non solo a cercare con questi hashtag questa intervista, ma anche a lasciare un like e a condividerla. Io ti ringrazio Renato di essere stato con noi e ti faccio i miei migliori auguri per la tua carriera e per il tuo futuro. Vi ringrazio voi. Grazie a te, ciao. Ciao. E voi amici di Radio News 24 continuate a seguirci per nuove storie e nuove interviste sempre su On Air.